Roma, per chiamare e per sapere come arrivarci. 0266 234 234, i volontari vi spiegheranno qual è il mezzo di locomozione più facile e più economico a vostra disposizione a seconda da dove ci chiamerete. Detto questo, andiamo avanti con la nostra trasmissione e come ogni venerdì abbiamo la nostra rubrica curata da Gilberto Oneto che si intitola Il Guerrone. Eravamo arrivati alla fine dei combattimenti bellici, alla cosiddetta vittoria di Vittorio Veneto, che Oneto, rileggendo la prima guerra mondiale, ha così sbugiardato in poche parole, dicendo che sostanzialmente l'esercito italiano a Vittorio Veneto ha sbaragliato un esercito che si stava già autonomamente ritirando. La puntata di oggi invece è dedicata ai volontari e ai disertori, e quindi è certamente un approfondimento che difficilmente vi racconteranno su altre emittenti, e anche solo per arricchirvi con un punto di vista originale e libero vi consiglio l'ascolto. Gilberto Oneto, Il Guerrone, puntata numero 10, volontari e disertori. Un diffuso luogo comune sostiene che la Grande Guerra sia stata una guerra sentita dalla gente, dal popolo, che ci sia stata una corale partecipazione popolare, che la gente corresse a partecipare a questo evento epocale, che la cosa abbia toccato nell'intimo, nel profondo, l'animo patriottico degli italiani. A giudicare da quel che è successo prima della guerra e durante la guerra nel paese, non si direbbe che la cosa sia così popolare. La maggioranza dei cittadini del Regno d'Italia era evidentemente neutralista nel 1915, lo erano i contadini, gli operai, lo erano soprattutto le donne. Lo era anche, come abbiamo visto, la maggioranza dei parlamentari. Una conferma di questo sentimento generale viene dalle elezioni politiche del 1919 e del 1921, dove i partiti che erano stati neutralisti e che hanno in qualche modo avversato la guerra prendono circa il 60% dei voti. Cattolici, socialisti e giolitiani, tutti assieme, hanno percentuali di quel tipo. I numeri possono essere considerati ancora più significativi se si considera che soltanto il 45% degli aventi diritto avesse in quelle occasioni votato, e non credo che chi si disinteressava della questione politica e che non andava a votare fosse un feroce interventista o un patriota inossidabile. Soprattutto in quelle elezioni non votano le donne, e le donne sono sicuramente le più contrarie alla guerra. Si sono avuti, lo abbiamo visto, durante i mesi che hanno preceduto l'inizio della guerra, manifestazioni contro la guerra, manifestazioni neutraliste seguite da moltissima gente, ci sono state resistenze di ogni genere. Ma è soprattutto a questo punto importante ricordare che tutta una serie di scioperi, di resistenze, di sommosse, di manifestazioni sono avvenute durante la guerra contro la guerra. Nel 1916 si hanno imponenti manifestazioni neutraliste e pacifiste a Firenze, in Emilia-Romagna, a Mantova. Sono soprattutto i piccoli centri che si ribellano, sono soprattutto le donne che partecipano a questo movimento di massa. La Direzione Generale di Pubblica Sicurezza dice che fra il dicembre del 1916 e l'aprile del 1917 si hanno ben 500 manifestazioni. Nel maggio del 17 si hanno imponenti sommovimenti di gente a Milano, ma è soprattutto nell'agosto del 1917 che succedono i casi più gravi, i fatti più gravi, a Torino. A Torino gli operai si ribellano contro la guerra, organizzano una serie di manifestazioni che durano parecchi giorni e che assumono anche l'aspetto della sommossa. L'esercito interviene pesantemente, 35 morti, numerosissimi feriti, un sacco di gente arrestata. Per dare l'idea del clima poco favorevole che c'era dalle nostre parti, basta ricordare che per tutto il 1917 una divisione di cavalleria viene fatta stazionare fra il Piemonte e la Lombardia proprio per essere pronta a schiacciare ogni tipo di manifestazione antimilitare. Un marcatore importante che può servire a farci capire il favore di cui godeva questa vicenda sono i numeri. I numeri di chi va volontariamente a combattere in guerra e di chi cerca in ogni caso di sottrarvisi. La prima occasione che i patrioti hanno a dimostrare tutto il loro ardore tricolore è nel 1914, quando l'Italia non è ancora in guerra e quando Peppino e Ricciotti Garibaldi, nipoti del biondo eroe, organizzano una legione garibaldina che va a combattere in Francia. Millantano all'inizio di avere a disposizione 20.000 volontari.
Quando poi si arriva al dunque, gli arruolati veri sono in tutto 3.220, di cui, attenzione, solo 734 vengono dall'Italia. Si può quindi dire che i patrioti più inossidabili che nel 1914 vogliono manifestare il loro ardore andando a combattere con i fratelli, verrebbe da dire con i confratelli francesi, sono solo 734. Non va molto meglio dopo l'inizio della guerra. Il Ministero della Guerra, in un suo documento del 1927, ci dice che durante tutti gli anni di conflitto i volontari, cioè i cittadini italiani che si sono volontariamente presentati sotto le armi senza essere stati obbligati a farlo, senza essere stati chiamati per leva o per richiamo, sono 8.171. Se rapportiamo il numero totale di mobilitati, sono lo 0,16% del totale, una cifra assolutamente ridicola, uno ogni 650 soldati. Se poi si considera che di questi 8.171 ben 2.757 sono irredenti e che restano fra i cittadini del Regno solo 5.414 volontari, si arriva ad avere un volontario ogni 1.000 soldati. Credo che sia una cifra assolutamente irrilevante. L'indicatore assume caratteri ancora più irrilevanti se si pensa che fra questi 5.414 volontari c'erano quasi sicuramente molti, se non addirittura tutti, i 700 erotti che erano partiti nel 1914 per la Francia. Diciamo che il volontarismo è cosa che riguarda soltanto una piccolissima parte del paese, una piccolissima parte di patrioti più focosi, sempre gli stessi, in ogni caso veramente pochi. Questi volontari sono odiatissimi dai commilitoni, che li accusano di essere causa di tutte le loro disgrazie. Li accusa di venire sul fronte a giocare agli eroi. Li accusa di essere stati gli interventisti che hanno inguaiato tutti i poveracci che sono in trincea a morire. Per tutte queste ragioni, dal luglio del 1916 quasi tutti i volontari vengono allontanati dal fronte, vengono mandati o nelle retrolinee o addirittura nei reparti che combattono in Libia. Serve ricordare, per cercare di far capire qual era il clima che si viveva nei rapporti fra i soldati normali, fra virgolette, e questi volontari, un episodio toccato a Benito Mussolini. Mussolini era uno di questi volontari che, bisogna dire con una certa coerenza, si era presentato a combattere al fronte. Il 1 novembre del 1915 Mussolini è al ritorno della Corvée sul fronte del Caos. Incontra un soldato, un commilitone, che gli chiede: sei tu Mussolini? Sì. Benone, ho una bella notizia da darti, hanno ammazzato Corridoni, gli sta bene, ci ho gusto, crepino tutti questi interventisti. Nel febbraio del 17 lo stesso Mussolini viene ferito ed è interessante ricordare che i suoi commilitoni si rifiutano di accompagnarlo all'ospedale. Questo non riguarda soltanto lui come persona, lui era una delle persone più esposte da questo punto di vista, è una sorta di simbolo degli interventisti e del volontarismo, ma lo stesso atteggiamento si aveva per tutti gli altri soldati che si erano presentati volontari in guerra e che non erano per questo amati dai soldati normali, dai poveracci che qualcuno aveva preso, tolto dalle loro case, tolto dalla loro famiglia, rivestito con una divisa e spedito a farsi ammazzare per qualcosa che evidentemente non capiva. Un altro interessante marcatore del favore che gode o di cui non gode la guerra fra i cittadini del Regno d'Italia è dato dal numero di quelli che cercano di resistere, all'andare al fronte, che cercano di resistere a partecipare a questa cosa. Diciamo che è un fatto assolutamente normale di tutti i tempi e di tutti i paesi. Nessuno va alla guerra volentieri, se non lo ha scelto deliberatamente. Da quando è stata inventata la leva obbligatoria con la rivoluzione francese, la stragrande maggioranza dei chiamati alle armi non è felice di esserlo e magari cerca di resistere. Nella prima guerra mondiale e in Italia questo fenomeno assume però caratteri particolarmente significativi. Secondo quanto risulta dai dati ufficiali, la giustizia militare fra il 24 maggio del 1915, cioè l'inizio della guerra, e il 2 settembre del 1919, che è la data in cui era stata promulgata l'amnistia ai disertori, si occupa di 870.000 denunce, cioè ci sono 870.000 casi processuali che lo Stato intenta contro i propri soldati. 470.000 di questi sono per renitenza alla leva e 400.000 per reati vari commessi sotto le armi.
I principali reati per cui questi soldati vengono perseguiti sono 162.000 erotti casi di diserzione, 24.000 casi di indisciplina, 16.522 casi di cupidigia, furto, appropriazione o occultamento di beni, 15.636 di mutilazione volontaria, 5.325 di resa o sbandamento, 3.510 di violenza e 532 per reati sessuali. La diserzione, come si vede, è la vera piaga dell'esercito, assieme alla renitenza alla leva. La renitenza che ha connotazioni numeriche sicuramente molto più rilevanti da quelle che si desumano dalle statistiche, perché riguarda soprattutto gli italiani all'estero, i 5 milioni e rotti di italiani che vivono all'estero. Di questi un certo numero dovrebbe rientrare per vestire l'uniforme del Regio Esercito, moltissimi, tantissimi, un numero spropositato, fa finta di niente, non si ripresenterà mai più a casa per fare questa cosa. Di quelli che invece non riescono a scamparla, ma che vengono acchiappati e mandati a combattere, tantissimi disertano. Abbiamo visto, sono numeri impressionanti. Dopo Caporetto si ha l'apoteosi della diserzione, sono decine e decine di migliaia di ragazzi che se la squagliano verso casa, se la squagliano all'estero, se la squagliano dove possono. In Sicilia il fenomeno diventa davvero rilevante, ci sono dei dibattiti parlamentari dell'epoca di parlamentari che accusano i siciliani di essere particolarmente favorevoli alla diserzione e addirittura di favorire i disertori, e di altri che invece punti su un no e sostengono che non è vero, che non sia vero che la Sicilia producesse più disertori degli altri. In realtà i numeri dicono che i siciliani che sono scappati a casa loro sono moltissimi. Le cronache raccontano di gruppi organizzati di disertori che si danno alla macchia all'interno dell'isola. Poi ci sono tutti quelli denunciati e condannati per insubordinazione. Basta veramente poco, basta protestare ad alta voce, rispondere malamente a un superiore o avere atti di insofferenza e si finisce immediatamente davanti ad un tribunale militare. Il generalissimo Cadorna, il giorno della guerra, non si rivolge ai suoi soldati con un proclama patriottico, con parole di incitamento, di entusiasmo, ma emette la circolare numero 1 dal titolo Disciplina di guerra, nella quale descrive tutta una serie di pene che sono previste per eliminare ogni slabbratura a quella che lui definisce come ordine perfetto e obbedienza assoluta. Quindi fin dal primissimo giorno si mettono in chiaro quali sono i rapporti. Qui si deve fare quello che lo Stato dice, altrimenti si finisce malamente. Sono in moltissimi, l'abbiamo visto, quelli che preferiscono automutilarsi piuttosto che restare a morire al fronte. Anche questa è una piaga terribile della Prima Guerra Mondiale. Ragazzi che si tagliano le mani, che si sparano i piedi, che si procurano malattie o ferite terribili. Ma veniamo alle condanne a morte, un'altra delle grandi piaghe di questa vicenda. Nel corso della guerra vengono comminate 4.028 condanne a morte a soldati italiani. Di queste 750 sono eseguite. Sembrano poche, in realtà sono moltissime se si pensa che dei condannati almeno 3.000 lo sono in contumacia. Quindi dei 1.028 che sono sotto custodia dei reali carabinieri, ben 750 vengono fucilati. Vengono fucilati in maniera brutale, li si prende, li si mette davanti ai loro reparti schierati, perché bisogna dare l'esempio, gli si venda gli occhi il più delle volte, li si fucila al petto, alla schiena, a seconda del tipo di reato che viene loro ascritto, per essere sicuri che il plotone di esecuzione faccia il suo lavoro con perizia professionale. Di solito gli si mette o sul petto o sulla schiena un centro, un cerchio bianco, in modo che si possa mirare bene. Il più illustre di tutti i fucilati è l'alpino Silvio Ortis di Paluzza, che ha avuto, fare altre cose, la sventura di essere fucilato proprio vicino a casa, praticamente davanti ai suoi parenti. Questo Silvio Ortis era un alpino più volte decorato, che a un certo punto si rifiuta di eseguire un ordine suicida. Lo volevano mandare col suo reparto a fare una cosa che non aveva nessun senso e che avrebbe procurato la morte sicura a tutti i suoi uomini. Viene condannato e viene fucilato. C'è anche un risvolto folle, tipicamente italiano della vicenda dell'alpino Ortis, che vale la pena di ricordare. All'inizio degli anni 90 del Novecento, gli alpini del paese di cui è originario Ortis si erano organizzati per chiedere la completa riabilitazione del loro compaesano, fornendo tutta una serie di prove dell'errore commesso. Fanno tutta la pratica necessaria, la mandano a Roma,
Dopo un po' arriva la risposta del Ministero della Difesa, il giorno 7 marzo del 1992, che dice testualmente: si comunica che con provvedimento in data 9 gennaio 1992 il procuratore generale militare della Repubblica presso la Corte Militare d'Appello ha dichiarato il non luogo procedere, nella considerazione che l'istanza di riabilitazione deve essere proposta dall'interessato. Viva l'Italia! La vicenda delle fucilazioni di guerra diventa ancora più pesante se la si paragona a quello che è successo negli altri eserciti combattenti. Nell'esercito francese le condanne sicuramente eseguite sono in tutto solo 55. Il numero così basso è spiegato dal fatto che per poter fucilare un soldato francese occorreva l'approvazione espressa del Presidente della Repubblica. In Italia era sufficiente la condanna del tribunale, era sufficiente l'autorizzazione del comandante di reparto. Serve a questo punto ricordare però che l'esercito francese è stato uno di quelli fra i più flagellati dalle ribellioni, dagli ammutinamenti, che a un certo punto coinvolgono da 40 a 250.000 soldati, cifre inimmaginabili. A fronte di 250.000 soldati probabilmente ammutinati, i denunciati sono però solo 23.000. Si hanno 1.492 condanne leggere e 1.381 più gravi, fra cui quelle che abbiamo visto, i 55 fucilati. Gli inglesi condannano 3.080 dei loro soldati a morte. I fucilati sono però solo 351, l'11,5%. Questa percentuale bassissima si spiega con il consistente ricorso alla grazia e con il fatto che le condanne devono passare per il potere di conferma che ha soltanto il comandante in capo dell'esercito. Quasi tutti i giustiziati inglesi saranno riabilitati anni dopo. Nel 2006 il governo britannico ha ufficialmente perdonato e riabilitato 306 di questi soldati, che erano stati giustiziati durante la guerra per codardia o per diserzione. Si trattava, e il perdono lo dice con chiarezza, di poveracci che erano intontiti dall'artiglieria, dalle ore passate in trincea, con la paura di morire, in preda a quelli che i medici definiscono psicosi traumatica da bombardamento. Tutti ragazzi che sono stati fucilati dopo un processo sommario senza la possibilità di una vera e propria difesa. Bene, il governo di un paese civile 90 anni dopo ha deciso di riabilitare questi ragazzi, di perdonarli. Andiamo avanti. Nell'esercito tedesco vengono emesse durante tutta la guerra in tutto 150 condanne a morte, ma solo 48 soldati vengono fucilati. Questa percentuale bassissima si spiega con l'alta qualità professionale degli ufficiali, dei sottufficiali, con la migliore organizzazione della struttura militare e con la grande disciplina della truppa. Fra tutti gli altri stati che sono in guerra si conoscono i seguenti numeri di fucilazioni eseguite: 25 nell'esercito canadese, 11 in quello americano e nessuna esecuzione fra gli australiani. Si hanno scarse, se non nulle, informazioni a proposito di russi e austro-ungarici. Sappiamo che gli austriaci facevano scarsissimo ricorso alle condanne, anche perché per antica consuetudine la magistratura asburgica commutava le pene, le commutava in carcere, le commutava in lavoro forzato, le commutava con l'invio al fronte in reparti che avevano compiti pericolosi. Abbiamo sul posto dell'Austria solo dei dati frammentari, che è quello del fronte tirolese, dove in tutti vengono eseguite nel corso della guerra 5 condanne a morte. Il confronto è terribile se si pensa ai numeri dei mobilitati. I soldati italiani erano sicuramente molto meno come numero di quelli francesi, di quelli inglesi, di quelli tedeschi, di quelli austro-ungarici. La cosa assume proporzioni ancora più vergognose se si pensa che il numero totale dei condannati italiani è superiore al numero di tutti i condannati alla fucilazione di tutti gli altri eserciti, salvo quello russo e quello turco di cui non si conoscono dettagli. È in ogni caso piuttosto significativo che francesi, inglesi, americani, tedeschi e anche austriaci messi assieme abbiano fucilato meno propri soldati di quanto abbia fatto il Regio Esercito Italiano. Un'altra vergogna nella vergogna. Questo per quanto riguarda le condanne ufficiali, cioè i fucilati in seguito a processi più o meno regolari. Ci sono poi quelli che vengono ammazzati senza processo, quelli che vengono ammazzati in trincea dai propri ufficiali, quelli che vengono decimati. Ecco, questa è una tragedia enorme di cui ci occupiamo la prossima volta. Buongiorno, sono Martin Casogiovanni e vorrei un furgone Peugeot. Sì?
66 23 44 22. E torniamo in diretta a Rebelotta. Abbiamo sentito il guerrone di oggi, di questa settimana, a cura di Gilberto Neto, una rilettura e un approfondimento sulle decimazioni e le esecuzioni sommarie all'interno del Regio Esercito durante la Prima Guerra Mondiale. Come tutti i venerdì siamo riusciti anche questo pomeriggio ad avere Gilberto Neto in collegamento telefonico con noi. Buon pomeriggio Gilberto. Saluto a tutti, ciao. Bene, vedo che la ricezione è forte e chiara e come ogni venerdì, se volete, 02 66 20 35 29 per fare le vostre domande su quello che abbiamo trasmesso in questa puntata e nelle passate puntate, per fare le analogie, gli approfondimenti che sentite così di voler fare su questo guerrone che Gilberto Neto ci sta raccontando settimana dopo settimana da un punto di vista certamente originale rispetto a quello che sentirete sugli altri mezzi di comunicazione, soprattutto Mamma Rai, sia radio che televisione. A questo proposito, aspettando le vostre telefonate, Gilberto, avevo un'osservazione da farti. Mi sembra che per ora la gran cassa mediatica non stia suonando moltissimo sulla Prima Guerra Mondiale. Dobbiamo aspettare qualcosa per maggio per avere una ondata, un rigurgito di propaganda nazionale? Ma sicuramente qualche cosa ci dobbiamo beccare, perché questi sono senza vergogna e riusciranno a sventolare la bandiera anche su questo avvenimento difficilmente difendibile, diciamo. Già ci avevamo fatto con il Risorgimento, ma se il Risorgimento era già più facile pasticciarci in giro. Un piccolo dettaglio tecnico per il regista: io sento me stesso quando parlo e adesso dovresti non sentirti più. Un bel sentire, se riesci a tirarmi via l'audio che mi viene nell'orecchio, ringrazio il regista. Torniamo ai nostri patrioti. Sì, si inventeranno sicuramente qualcosa, perché sicuramente non lasciano perdere questa occasione, però come dicevo, questa cosa è talmente abnorme, cioè noi diciamo tutta una serie di cose che sono lo scoperchiare un pentolone di menzogne che è durato 100 anni, ma non è che loro non lo sappiano, perché tranne qualche sprovveduto tutti i patrioti che contano sanno benissimo che è molto più pericoloso andare ad attaccarsi alla Grande Guerra che non al Risorgimento. Però ripeto, qualche cosa vedremo, non c'è problema. Insomma, poche speranze di passarla liscia questo 2015, e quindi questo guerrone è anche un antidoto per le balle future che ci stanno per raccontare, che già magari ci raccontano quando se ne parla così in modo superficiale. Abbiamo degli ascoltatori però in linea, vi ricordo Gilberto Neto è in onda con noi, 0266 20 35 29, parliamo della Prima Guerra Mondiale, ma non solo. Pronto? Pronto? Sì, ciao, sei in onda. Buonasera, sono Oscar da Bustarsizio. Intanto ringrazio Gilberto Neto per insomma, le parole che ha detto, e sinceramente volevo un attimo capire il come mai allora a scuola ci insegnano tutte queste fregnacce che a questo punto mi sembra di aver capito che siano così. E una domanda per Gilberto: dove si può, diciamo così, scaricare oppure prendere quello che lui in questi venerdì ci ha spiegato? Grazie. Grazie mille Gilberto, direi che sulla seconda parte della domanda posso prendermi io l'incarico di far pubblicare sul Facebook di Radio Padania tutte queste 10 puntate, se ci autorizzi. Questo sì, poi troveremo anche la maniera di metterlo su un CD, ci stiamo ragionando. Per il cartaceo, come abbiamo già detto, io continuo a farmi pubblicità preventiva, perché ancora il libro non c'è, stiamo finendo di correggere le bozze. Entro il fatidico 24 maggio spero che nelle librerie o quantomeno su internet sarà disponibile questo libro sul guerrone. Quindi, sulla scuola invece è una domanda che sembra banale, ma banale non è. Perché a scuola non si insegnano queste cose? Ma per lo stesso motivo per cui a scuola ci insegnano che i romani erano un popolo civile che colonizzava il mondo e portava in giro per tutta la terra la luce della civiltà latina, per lo stesso motivo per cui non ci hanno mai detto assolutamente niente della storia della Serenissima Repubblica di Venezia o di quella di Genova, per lo stesso motivo per cui descrivono Garibaldi, Garibaldini e tutti i soci come degli eroi senza macchie e senza paura, e adesso ci diranno che questi qua sono dei fulgidi eroi che hanno liberato Trento Trieste e liberato il mondo da un'odiosa tirannia medievale che era l'impero asburgico.
palle su palle, ma d'altra parte lo Stato italiano è nato sulle palle, anche sulle palle, e sulle palle vive e non può che sopravvivere. Diciamo sta sulle palle, per usare una battuta semplice. Prendiamo un'altra telefonata, Gilberto. Pronto? Pronto, sono in diretta? Sì, ciao, come ti chiami? Ciao, mi chiamo Alberto, saluto Gilberto, sono uno dei primi soci della Libera Compagnia Padana e ringrazio Neto per tutto quello che ha fatto. Allora, la mia domanda è già stata anticipata dall'ascoltatore precedente. Vorrei leggere il tuo libro, Gilberto, appena uscirà, e ti dico solo una cosa: qui a Torino sono indagati in questi giorni dei simpatici italiani che durante i festeggiamenti dei 150 di questa roba qua hanno fatto la cresta sulla vendita delle bandiere tricolori. Gilberto, fai uscire prima che poi il tuo libro, ti ringrazio, ciao. Anche questa dovevamo sentire, Gilberto. Io la trovo questa è straordinaria, perché è perfetta, devo dire. Ma attenzione, non è la prima volta, perché la bandiera tricolore porta su di sé di queste cose, perché pensate che il problema cresta e quindi corruzione sull'appalto delle bandiere, la prima volta è venuto fuori niente meno che nel 1848, cioè col primissimo ordine di bandiere, quindi il buongiorno si vede dal mattino. Questa è bella, già nel 1848 la cresta sulla fornitura delle bandiere, non c'era ancora l'Italia, vi dico solo questo. Prendiamo un altro ascoltatore. Corsa, no? Perché sai la storia che nel 48 avevano adottato la bandiera tricolore all'ultimissimo momento e dovevano andare in guerra e i reparti dell'esercito sabaudo non avevano questa bandiera, quindi hanno dovuto rivolgersi a uno che ha fatto del volgare strozzinaggio, cioè si è fatto i soldi grazie alle prime bandiere. E va bene, chissà chi era questo qualcuno. Prendiamo un'altra telefonata, pronto? Buonasera, Padania Libera. Ciao, come ti chiami? Ciao, sono Fabio da Zena. Ciao Fabio. Ti mando anche qualche messaggio. E niente, volevo sapere da Gilberto Neto se quel generale Cadorna era così un incapace, un infame. Ci sono delle piazze, delle vie a lui dedicate, per esempio a Genova ce n'è una. Ha dedicato strade anche a Togliatti, per cui di che ci lamentiamo? C'è Cadorna, anche la stazione di Cadorna a quel punto di vista. Era quasi un bravo generale, nel senso che dal suo punto di vista, rispetto a quello che c'era in giro, diciamo che non rubava, ecco, semplicemente era uno che forse aveva sbagliato mestiere, che non era caratterialmente la persona migliore della terra, ma insomma si è visto di peggio in giro, ragazzi. Sì, certamente, forse un uomo nato nel secolo sbagliato, anche militarmente parlando, Cadorna. Sì, probabilmente anche quello, cioè lui credeva di essere, lui aveva questo piccolo mezzo, che credeva di essere Napoleone più o meno, no? Una sorta di reincarnazione di Napoleone. Non lo era, probabilmente non lo sarebbe stato neanche un secolo prima, però era convinto di questo. Ecco, di Cadorna possiamo parlare male e malissimo, l'abbiamo sempre fatto, lo faremo. 2 o 3 cosette, tanto per essere onesti fino in fondo, dobbiamo dirle. 1, non era massone, 2, era probabilmente una persona per bene, cioè anche se, attenzione, c'è una storia poco edificante anche su di lui, perché quando è scoppiata prima che scoppiasse la guerra aveva detto a suo figlio di comprare delle azioni dell'Ansaldo perché sarebbero salite. Quindi diciamo che non rubava in senso stretto, ma il furbo lo faceva anche lui. Questo certamente, diciamo che su Cadorna stiamo attenti all'effetto capro espiatorio che alla fine su di lui si è condensato. Prendiamo delle altre telefonate intanto. Pronto? Tocca a me? Sì, salve, come si chiama? Buonasera, Maria. Salve Maria. Ascolti, sentendo tutte queste cose, altro che quello splendido film fatto molto bene sulla Grande Guerra, da attori super, ma è tutto il contrario. È tutto il contrario, cioè che questo sia il paese che ha fucilato i propri soldati in un numero enorme, assurdo. Io spero soltanto una cosa, tra parentesi, qui a Torino, quando vedo via Cadorna oppure via Bava, che tra l'altro via Bava c'era una bellissima canzone di Gippo, mi pare di ricordare. Via Bava Beccari, si intendi? Penso che sia lui, perché non vado mai da quelle parti. Quindi vabbè, comunque, quando vedi questa toponomastica il fidata... signor Bava, sì? generale o quello che era,
che ha cannoneggiato i milanesi, cosa che non aveva fatto neanche Radeschi. Mi viene la pelle d'oca. Certo, la toponomastica è sempre inquietante. Maria, scusa se ti devo salutare, ma volevo prendere anche un'altra telefonata a stretto giro. Pronto? Pronto, sono io? Sì, ciao, come ti chiami? Ciao Pinti, sono Renzo Mozzanica, provincia di Bergamo. Ciao, e saluto il grandissimo Gilberto Neto che mi ha folgorato letteralmente sulla via di Damasco. Ascolta Pinti, volevo fare 2 domande a Neto. Siccome non ho potuto purtroppo seguire sempre questa trasmissione, ho 2 curiosità. La prima domanda che volevo fare a Neto era quella: se era vero che dopo l'armistizio del 4 novembre l'esercito italiano, comportandosi sempre molto degnamente, è andato avanti per tutta la giornata a conquistare territori chiaramente verso gli austriaci. E la seconda, spero di non raccontare fandonie, devo aver letto da qualche parte, se non sbaglio, che a seguito degli attacchi fatti, penso sull'Isonzo, per rintemprare delle armate che erano andate praticamente la metà, morivano a ogni attacco, erano arrivate delle forze nuove. Siccome durante quell'attacco lì c'erano state delle diserzioni, mi sembra, per dare l'esempio, il grande generale Cadorna ha messo dentro dei bussolotti, credo, con i nominativi dei soldati per tirarne fuori qualcuno a caso e farli fucilare. Sembra, se non sbaglio, che siano usciti anche 2 bussolotti, credo, di 2 persone che non erano presenti al momento del rifiuto dell'attacco, ma erano appena arrivati a rintemprare, quindi forze fresche, a rintemprare il plotone che era ritornato decimato, e quindi 2 fucilati anche se non erano presenti durante la diserzione. Credo di averlo letto, penso, su Mario Costa, da un libro di Mario Costa Cardol, ma non sono sicuro. Comunque niente, vi saluto, viva San Marco, viva San Giorgio e viva il grandissimo Gilberto Neto. Grazie Renzo. Ciao, grazie Renzo. Allora queste 2 domande, Gilberto, oltre alla toponomastica che abbiamo già toccato. Marco mi deve fare un po' da segreteria, perché io sono in automobile e non riesco ad appuntarmi le domande, quindi magari mi aiuti anche tu. Te le faccio subito, guarda. Le tante cose che sono dette. Allora, Maria... dal Bava. Io non so se è lo stesso Bava, perché se sono arrivati davvero e titolare della strada Bava Beccaris abbiamo toccato il fondo del fondo del fondo, e quello è veramente il peggiore in assoluto. La signora però ha detto un'altra cosa a proposito di che non mi ricordo più. Sì, la signora Maria parlava appunto di come è a volte inquietante la toponomastica, che trasforma in vie e piazze personaggi che certo non si sono distinti per la loro umanità durante la loro vita. Bava Beccaris uno di questi, ma anche faceva riferimento a Cadorna. E poi Renzo che chiedeva partiamo da qui, va bene. La toponomastica poi ce ne occuperemo un po' più avanti in corso di queste trasmissioni, ma se voi ci fate caso, il 90% dell'odonomastica cittadina, cioè delle titolazioni di strade e di piazze, riguarda il Risorgimento e la Prima Guerra Mondiale. È come se questo paese, che ha 3.000 anni di storia, prima non esistesse. Provate a girare per i vostri paesi e vi accorgerete che tutte le titolazioni stradali, o quasi tutte, sono dedicate a personaggi dell'Ottocento, primi del Novecento. Prima non c'era niente, il che è abbastanza strano e stravagante. Io dico anche vergognoso, perché non è possibile che tutto quello che è successo prima non esista più, ma che gli eroi fossero tutti lì, da Oberdan in giù. Poi dopo la cosa di quello me la ricordo, Cadorna della fucilazione. La vicenda sì, la ricordo anch'io, ma non è stato Cadorna, è stato un qualche generale comandante di cui non ricordo il nome, ma forse probabilmente la cosa è successa più di una volta, nel senso che quando facevano le decimazioni prendevano tutti i soldati di un reparto, estraevano a sorte e le fucilavano 1 su 10. Compresi quelli, come ha detto il nostro ascoltatore, ed è effettivamente successo, che non c'entravano niente, gente che era lontana, che era da un'altra parte, che proprio, non che gli altri fossero colpevoli, però questi proprio non esisteva. E poi la questione dopo il 4 novembre. Non ho capito, sì, quella del 4 novembre l'abbiamo raccontato settimana scorsa. Effettivamente l'esercito italiano ha combattuto contro un esercito che da 1 giorno e mezzo aveva deposto le armi. Quindi la grande avanzata, la grande vittoria è stata fatta contro dei soldati che non sparavano più, che combattevano più, e ciò nonostante non si è andati molto lontano. E questo si vede anche che bastava la loro presenza per raffreddare i bollenti spiriti degli eroici guerrieri. Cosa volete che vi dica?
Allora, abbiamo le ultime 2 telefonate. Prima di prenderle vi faccio una verifica al volo. Una via Bava Beccaris esiste, esiste in provincia di Cuneo a Monforte d'Alba, e c'è anche una villa Beccaris che è diventata un bed and breakfast. Non so se è la villa di Bava Beccaris, posso per analogia pensare di sì. Insomma, non so com'è il bed and breakfast, ma state attenti perché spero non abbiano il grilletto facile come i loro antenati. Scusami, però visto che hai scoperto questa cosa, controlla anche il nome di battesimo, perché magari un povero signor Bava Beccaris che non c'entra assolutamente niente e noi gli scarichiamo come si chiama? Fiorenzo, giusto? Fiorenzo è lui. Fiorenzo Bava Beccaris. Beccaris. Davvero siamo a un paese che probabilmente è il suo paese, il paese d'origine della sua famiglia, che è riuscito a dedicargli una via, andiamo a posto. Ma niente paura. C'è un paese in provincia di Asti che si chiama Grazzano Badoglio, che ancora oggi è intitolato Badoglio il mascalzone, quindi veramente che in questo paese non c'è limite al peggio. Va bene, allora aspettando Piazza Pacciani prendiamo 2 telefonate. Pronto? Pronto? Sì, salve. Salve, sono Bruno di Varese. Ciao Bruno. Chiedo al grande Oneto in che periodo è stata la disfatta di Caporetto, per favore, che non lo so. Lo ringrazio e buona Padania. Grazie mille, era l'anno 1917 tra il 24 ottobre e il 12 novembre, la battaglia di Caporetto. Prendiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto, sono io? Sì, ciao, sei in onda. Ciao, Giorgio D'Alecco. Ciao allora, Giorgio. 3 cose velocissime. La prima sono 2 piccole perle territoriali su Milano. Allora, Sacrario, caduti nella prima guerra mondiale, Sant'Ambrogio. Sì. È una tristezza vedere che ci sono 3 caduti il 3 novembre 18, a pace già firmata. Pensate voi. Seconda cosa, devo correggere la signora torinese. Radeschi ha sparato a cannonate in centro Milano. Una è ancora in fissa sul muro di una casa al civico 3 di Corso di Porta Romana. Andate a vederla perché è un dettaglio veramente strano. C'è una palla di cannone nella facciata. Civico 3 Porta Romana, grazie per questa bella curiosità e questa, diciamo, inquadratura di 2 cannoneggiamenti di Milano, però Gilberto sensibilmente diversi. Bava Beccaris spara, diciamo, su una manifestazione disarmata, Radeschi spara su barricate, moschetti e una popolazione in armi. Sì, poi attenzione, adesso io voglio andare a verificare questa cosa della palla di cannone in Porta Romana, che è divertente, però non dimentichiamoci che per 5 giorni per le strade di Milano si è combattuto, nel senso che c'erano delle barricate con su delle persone armate che sparavano a gente armata, quindi da qualche parte qualcuno con qualche pezzo da fuoco aveva sparato. Il problema era che Radeschi si era rifiutato alla fine delle 5 giornate di bombardare la città e aveva preferito lasciarla piuttosto che bombardarla, quindi non combattimento strada per strada, ma probabilmente dai bastioni cominciava a sparare come veniva, come hanno fatto Cialdini ad Ancona, come ha fatto Bixi a Roma, come hanno fatto in tanti durante le radiose giornate del Risorgimento. Ecco, Radeschi, che si definiva, attenzione, milanese, aveva preferito lasciare la città piuttosto che sparare a tappeto, voglio dire, a bombardare la città. Questo è sicuro, che poi durante i combattimenti delle 5 giornate qualche colpo di cannone sia finito da qualche parte, anche questo è abbastanza comprensibile. Allora, mentre ricordiamo che però anche il generale Urban austriaco ha bombardato la mia bella Varese e si vedono le tracce del cannoneggiamento proprio sul campanile del Bernascone, prendiamo l'ultima telefonata. Pronto? Sì, pronto, ciao, sono Fabrizio di Sabio Chiese. Grande Fabrizio, questa radio è tua, come sai. Sì, intanto sento Gilberto Neto, che mi piace moltissimo ascoltare, è un erudito e da lui si impara parecchio e lo ringrazio che ogni tanto interviene in Radio Padania. Allora la mia domanda era questa: io ho letto qualche libro su Cadorna e sono abbastanza controversi, però ne ho letto uno che praticamente attestava questo: il generale Cadorna sembra che nella prima guerra mondiale non potesse fare nient'altro che fare le avanzate sull'Isonzo, perché quella era l'unica zona di confine che era abbastanza agevole per entrare in Austria. Poi lui ha fatto questa guerra di posizione che, diciamo, è stata quella che hanno fatto sia i francesi, sia i tedeschi, sia i russi, sia tutti. Praticamente i massacri che ci sono stati in Belgio sul confine francese sono stati maggiori che quelli italiani.
poi non si mette in discussione l'inutilità della strage della prima guerra mondiale, però il fatto di contestare sempre a Cadorna questo mi sembra una cosa strana, perché lui alla fine con le spallate sull'Isonzo era quasi arrivato a distruggere l'esercito austriaco, poi gli austriaci sono stati aiutati dai tedeschi con l'avanzata di Caporetto, perché gli austriaci da soli non ce la facevano più a contenere gli italiani, questo bisogna ammetterlo. Dopo che fosse una guerra insulsa, vabbè, questo l'abbiamo capito, però non era diversa la guerra che facevano tutti, gli altri. Sì. Grazie Fabrizio, non so se l'hanno capito proprio tutti. Comunque giro la domanda a Gilberto Neto. Gilberto, abbiamo 4 minuti più o meno ancora. Punto numero 1, la guerra di posizione di trincea era cominciata un anno prima sul fronte francese, quindi il signor Cadorna forse, se fosse stato un pochino attento a come si stavano muovendo, come si stava evolvendo la guerra, avrebbe dovuto capirlo prima che quello era un po' il destino di questa guerra, perché sono partiti tutti con l'idea di fare una guerra ottocentesca. Ricordatevi che per esempio che i francesi il primo anno di guerra mandavano i soldati in battaglia con i pantaloni di color rosso, che era la vecchia uniforme ottocentesca, quindi si sono messi a fare una guerra novecentesca con criteri del secolo precedente. Questi non avevano imparato niente dalle guerre moderne, che poi dalla guerra dei Boeri, ma soprattutto dalla guerra civile americana, che aveva già spiegato che cosa succedeva in una guerra in cui le artiglierie, i numeri, i fucili a ripetizione, le mitragliatrici, eccetera, eccetera, avevano cambiato radicalmente il modo di combattere. Cadorna inizia la guerra quasi un anno dopo gli altri, quindi avrebbe dovuto sapere cosa stava succedendo. Cadorna non è riuscito a sfondare il fronte austriaco, non perché di fronte avesse, abbiamo visto in una delle potenti precedenti, chissà quali difese, perché quando l'Italia è entrata in guerra il 24 maggio del 15 aveva 6 volte il numero di soldati austriaci che c'erano al fronte. Chiunque altro con un po' di decisione sarebbe riuscito a sfondare. Certo che doveva attaccare su Isonzo e non in Cadore, perché quella era la strada per arrivare a Lubiana, a Trieste. Loro erano partiti dal Carso perché volevano arrivare a Trieste. Gli austriaci erano così sicuri che gli italiani sarebbero passati che avevano già sgomberato per esempio gli archivi militari di Trieste, avevano già spostato il comando della flotta austriaca che era a Pola, perché era assolutamente normale che una frontiera indifesa sarebbe stata oltrepassata facilmente da un intero esercito moderno composto da molte centinaia di migliaia di persone. Così non è stato, perché pochi austriaci malmessi hanno fermato gli italiani per 3 anni. Attenzione, ha ragione l'ascoltatore quando dice che gli italiani stavano esaurendo gli austriaci, stavano esaurendo con un grosso esercito un piccolo esercito che non se lo faceva più e che soffriva dell'assedio e del blocco navale di cui soffrivano anche i tedeschi, cioè questi non avevano più niente da mangiare, non avevano più armi, non avevano più niente. Però attenzione, il fronte italiano non era il fronte principale per gli austriaci. Gli austriaci avevano il fronte russo che era molto più pericoloso e più grosso, e il fronte serbo che non era da meno, quindi voglio dire bisogna inquadrare tutto lo scenario militare è che un grande potente esercito, potente poi sappiamo che non era vero, poi ci hanno spacciato come tale, non è riuscito a far fuori un piccolo esercito composto da 16 diverse nazionalità che secondo la propaganda patriottica italiana erano tutti vittime di soprusi politici e oppressi dallo sciagurato regime asburgico e non vedevano l'ora di ribellarsi. Non si è mai ribellato nessuno. Gilberto, io ti ringrazio moltissimo per queste trasmissioni a nome di tutti gli ascoltatori. Ci diamo appuntamento a venerdì prossimo con la puntata del Guerrone del venerdì, e nel frattempo mi prendo carico di fare in modo che vengano pubblicate anche le precedenti per chi si fosse perso qualche passaggio. Grazie mille Gilberto. Ti ringrazio, sprofondi Roma sempre di più e sempre più a fondo. Va bene, col tuo saluto rituale, quindi ci salutiamo, l'appuntamento a venerdì prossimo dalle 17 all'interno di Rebelot con il Guerrone. Abbiamo parlato di fronte russo e facciamo un salto avanti di 100 anni e andiamo al fronte ucraino di oggi, colleghiamo queste due guerre e lo scenario internazionale che in qualche modo è ugualmente incandescente. Abbiamo degli aggiornamenti dal fronte russo, sempre dalla redazione di Pandora TV, che gentilmente ci manda questi file audio per aggiornarci di quello che succede da un'angolazione diversa dal solito. Ve la faccio sentire da Pandora TV gli ultimi aggiornamenti dalla Ucraina e dalla Novorossia, ossia le repubbliche di Donetsk e Lugansk. Sentiamo.
Adolfo Marino, pandoratv.it. Ultima fermata Minsk, è il capolinea per l'Ucraina di Euromaidan. Il paese ha urgente bisogno di 30 miliardi di dollari per pagare le pensioni, erogare luce, acqua e gas, per sopravvivere insomma. E oggi, dopo le quasi 17 ore di negoziati nella capitale bielorussa, il plauso o il cruccio della stampa internazionale è unanime nell'indicare Vladimir Putin come il vero mattatore. Putin, che rilascia le prime attesissime dichiarazioni ufficiali sugli esiti della maratona di Minsk. Cessate il fuoco e autonomia per il Donbass, ma avverte anche ci sono 8.000 soldati di Kiev accerchiati a Debaltsevo, che farebbero meglio ad arrendersi perché rischiano il massacro, nonostante Poroshenko si ostini a negare l'evidenza. Solo 2 domeniche fa Barack Obama si vantava sulla CNN di avere orchestrato il colpo di Stato a Kiev, ma nella lunga notte di Minsk l'Europa ha dovuto minimizzare e contenere le disastrose conseguenze di un colossale errore geopolitico dell'Occidente. Dopo Minsk non tiene più il gioco delle parti. Un imbronciato Petro Poroshenko, rientrato a Kiev dalla Bielorussia, fa appena in tempo ieri a lanciare le rituali accuse contro il presidente russo, che dice sta lanciando un'offensiva sul nostro territorio con carri armati e batterie lanciamissili. Sono i suoi, dal Ministero della Difesa ucraino, a smentirlo seccamente, prima ancora delle dichiarazioni del Cremlino e dell'OSCE. In tutta questa fase il primo ministro ucraino Arseniy Yatsenyuk, il pupillo di Obama, si è dileguato. Il presidente Petro Poroshenko, come visto, ha difficoltà a prendere atto della tragedia umanitaria di cui è corresponsabile. Hanno poco da essere perplessi media e analisti occidentali di fronte alla ritrovata centralità di Vladimir Putin, che ha messo i paletti per la soluzione ad una crisi che ha coinvolto tutta l'Europa. Adesso il vero problema è la tenuta degli accordi, il ritiro di uomini e armi pesanti, la creazione di corridoi umanitari, l'invio di aiuti alla popolazione. Questo è Lugansk, questa notte, sotto i tiri d'artiglieria. Tra sabato e domenica entra in vigore il cessate il fuoco. Un'altra lunga notte attende l'Europa. Adolfo Marino, pandoratv.it, con la collaborazione tecnica di Santiago Martinez de Aguirre. Ringraziamo Pandora TV per questi documenti che arrivano davvero di prima mano, direttamente dalle fonti di informazione sia ucraine che russe, e quindi un parallelismo che purtroppo non è troppo azzardato tra quello che è successo 100 anni fa e ci ha raccontato Gilberto Neto e quello che sta succedendo oggi sul fronte russo, a tutti gli effetti quello che riguarda l'Ucraina, ormai ex Ucraina. Ora però abbiamo, come sapete, un piccolo spazio pubblicitario, il GR, e poi torniamo in diretta con Rebelot fino alle 18:30. A tra pochissimo. L'amore è una cosa seria. Per il tuo cane scegli le crocchette Specialistic Nutraceuticals di Forte Sun, testate dai ricercatori di scienze veterinarie dell'Università di Torino.